Basta pensare al gesto caratterizzante del volley per capirne la nobiltà. Saltare in alto non serve solo a colpire la palla, ma racchiude in sé la metafora più bella del senso della vita e dello sport in generale. Saltare più in alto per superare i propri limiti, per andare oltre le difficoltà e per provare a toccare il cielo delle emozioni. Emozioni forti che hanno fatto da cornice alla presentazione del mio volley cartigliano, come ci raccontano i protagonisti di una giornata di festa e aggregazione. Anni di lavoro, anni di programmazione, anni di passione e in occasioni come queste si vedono i frutti di tutto il lavoro fatto. Che soddisfazione c'è per un presidente di una società con questi numeri e dopo una giornata così? Una grossissima soddisfazione passare dai 65 atleti tesserati del primo anno, stagione 2015-2016, ai quasi 200 di questa stagione dopo 5 anni di attività. Grossissima soddisfazione vedere così tanti giovani, una società così che punta molto sul giovanile e un palazzetto così gremito è un grandissimo orgoglio. Un palazzetto gremito, pulsante di passione, tantissimi ragazzi, tanti giovani, insomma quali sono le soddisfazioni a margine di una giornata come questa per il New Volley Cartigliano? Grandissime soddisfazioni vedere questo palazzetto gremito di gente, soprattutto tutti i giovani con cui lavoriamo, che abbiamo a che fare, tutte le famiglie, e quindi anche vedere come il nostro lavoro e la pallavolo entra un pochino a far parte della famiglia, insomma di tutte le famiglie. Poi noi come New Volley Cartigliano puntiamo tantissimo nel giovanile, nel settore giovanile, anche come scuola volley, e quindi vedere proprio tutta la gente che riempie questo palazzetto ci fa solo che piacere. Cartigliano e sport, un binomio vincente a 360 gradi. Direi proprio di sì, visto che soltanto tra l'associazione calcio e l'associazione pallavolo abbiamo più di 500 atleti. Dunque Cartigliano vive con lo sport e per lo sport. Naturalmente non posso che ne esserne orgoglioso, visto che lo sport non è solo un mantenimento fisico, ma è soprattutto una scuola di vita. Infatti facendo sport, specialmente uno sport di squadra, si impara, si conoscono tantissime persone, ci si abitua a convivere con queste persone, si sa perdere tutti assieme, ma si sa anche vincere tutti assieme. Naturalmente la vittoria più grande che io mi auguro i mister e quant'altro insegni ai nostri ragazzi è quello di dare sempre la mano all'avversario anche se ci hanno battuto.